Ma giustamente le difficoltà del primo quarto erano dovute a disattenzioni sul piano partita. Cioè noi avevamo tutta la settimana insistito su alcune situazioni dei giocatori loro, di situazioni di pick and roll che purtroppo qualche amnesia e qualche disattenzione hanno procurato dei tiri in ritmo degli avversari che hanno tirato con buona percentuale, fra l'altro nel primo quarto. Al di là di questo abbiamo recuperato poi nel secondo e nel terzo soprattutto identità difensiva forte e siamo riusciti a portare la partita dove volevamo, che era quello che ci eravamo detti, affrontando una squadra in salute, perché aveva vinto le ultime 3 partite, credo 5 delle ultime 6, comunque una squadra sicuramente un test da non sottovalutare. Mi è piaciuto l'impatto poi dopo l'intervallo, siamo entrati in campo decisi e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Quindi sono contento perché ti dico, era una partita che aveva qualche insidia. Aver ribadito quello che abbiamo fatto sabato scorso a Trieste come impatto in questa serata è stato importante. Tieni presente anche che Andreani non ha giocato, Bruzzese si è infortunato, Benfatto non è ancora pronto, quindi abbiamo avuto buone risposte ottime dagli altri.